Con lentezza ma in ripresa il settore dell'edilizia in Veneto, che deve fare i conti però con norme troppo complicate, mancanza di risorse e rispetto della norma sul consumo del suolo. Sono i punti emersi alla presentazione a Padova del 16° rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni regionale. Il piano casa è un'altra delle opportunità per il nostro settore, ha funzionato bene, oggi è in corso la revisione del piano casa da parte della Regione, che ringraziamo perché ci ha resi partecipi al tavolo nelle consultazioni della trasformazione del piano casa, e anche in questo noi crediamo fortemente che sia uno dei motori di traino del nostro settore in questo periodo. Concilia il futuro di questo comparto e la necessità di ridurre il consumo di suolo con l'abbattimento dell'esistente? Allora, il consumo del suolo, il cosiddetto piano del consumo del suolo zero, è un obiettivo che noi per primi ci siamo posti e abbiamo dato la nostra massima disponibilità alla Regione per studiarlo insieme. Riteniamo che in un territorio molto costruito come il Veneto ci siano tutti gli spazi per poter non consumare suolo ma riutilizzare meglio l'esistente. Certo che questo deve andare di pari passo con delle norme e degli incentivi fiscali e delle norme più veloci per far sì che gli investitori, che non possono essere solo i privati ma non può nemmeno essere solo il pubblico, potranno insieme trovare le soluzioni migliori. Abbattere e ricostruire sono i due verbi dell'edilizia del presente e del futuro, soprattutto in città, dove le persone vogliono vivere e dove il 78% degli edifici è vecchio, fuori norma, e poi c'è il destino incerto delle opere pubbliche. Ovviamente queste abitazioni andrebbero demolite e ricostruite anche con un'attenzione all'estetica, un'attenzione al piacere di guardare queste opere che ci pervadono tutto il giorno. Quando uno va in ufficio alla mattina vede del costruito, quel costruito dovrebbe dargli il piacere di guardarlo e non, come troppo spesso succede, voltarsi dall'altra parte. Ultima cosa, per quanto concerne le infrastrutture pubbliche, c'è un'area di governo che sta mettendo in discussione forse le grandi opere, penso alla Pedemontana, penso alla TAV. Voi come leggete queste prime mosse? Le leggiamo con grande preoccupazione. Io ritengo che il Veneto, essendo una delle regioni trainanti, ha bisogno delle sue infrastrutture. I veneti hanno deciso che le infrastrutture da fare e credo che il governo debba porre molta attenzione nel bloccare queste opere perché sono funzionali all'economia del Veneto. Se il Veneto è la parte trainante del paese, nessuno può dire il contrario, dato i numeri del PIL del Veneto, credo che sia responsabilità del governo fare molta attenzione se bloccare questa locomotiva del paese.